Natale, ma lo so che non è Natale, siamo all'antivigilia di Natale, ma io inizio per tempo a farvi gli auguri perché a me il Natale piace tantissimo. Avete visto com'è bello il mio studio, ci sono i miei regali che me li sono meritati tutti, c'è il mio alberino di Natale, bellissimo, lo ha sicuramente preparato la mia amica Alessandra che è la nostra scenografa. Ciao Ale, tanti auguri, buon Natale anche a te. E poi adesso diciamo che è il vostro momento, il regalo che abbiamo pensato per voi, noi Chicks, noi ragazze di Chick Chat, è di quelli che veramente vale la pena scartare in tutti i sensi, perché è un vero gigolò, lui è Roy. Ci vediamo a casa mia tra un secondo assieme a Barbara e a Gianina. Passi lo smalto rosso, sei proprio in tema di feste natalizie, no? Beh, tutto pronto, no? Direi di sì, l'albero c'è. I regali ci sono. Sei sicura? Perché? Cosa c'è, qualcosa di speciale? Ti ho fatto un regalo, Barbara, che altro che quello che mi hai portato tu dal Giappone. Ti ho fatto un regalo. Non devi neanche spacchettarlo. Ah no? No. Oddio. Poi, in un certo qual modo, potresti anche volerlo spacchettare. Comunque... Ma sarà mica quella cosa che vedo arrivare da lontano? Secondo me sì, è quella cosa che sta arrivando da lontano. Guarda che regalo che ti ho fatto. Guarda che regalo che ti ho fatto. Roy. Ciao. Piacere. Ben arrivato. La tua fama Grazie. ti precede. Mi ha fatto un baciamano praticamente perfetto, volevo farlo notare subito. Ma quindi questo è il mio regalo di Natale perché lui è... Uno gigolò, ma di quelli veri, Barbara. Cioè, poi è un regalo condiviso. Il mio slogan è per Natale, fatti un regalo intelligente, fatti Roy. Perfetto, Batti è un ottimo pugnino, promoter. Senti, ma quindi tu veramente fai gigolò di professione? Sì, non è una balla, non sono inventato, ormai sono 10 anni che faccio questa professione ed è probabile, insomma, ormai le trasmissioni che ho fatto, ho scritto un libro e molti clienti, insomma, potrebbero affermarlo. Molti clienti Molti potrebbero clienti affermarlo. potrebbero affermarlo. Ok. Ma spiegaci un attimo, cioè tu quindi a un certo punto hai deciso di dedicarti a questa professione. Non è proprio così, è stato, sono le donne che ti invitano su questo percorso, perché poi io sono stato ingaggiato da una donna 10-12 anni fa per fare ingelosire il marito. Quindi qui mi si è aperto un mondo che non conoscevo, ho fatto un'indagine approfondita su internet, ho visto che non c'era nessuno che si occupava di questo ruolo di ingelosimenti e prove di fedeltà, quindi ho aperto un sito internet e poi mi si è aperto un mondo che non conoscevo e ho scoperto anche favorevolmente di essere portato a fare questo mestiere. Certo, infatti tu hai un sito web sul quale ti proponi con tanti diversi profili, no? Cioè tu non sei un semplice pure gigolò, ci sono una serie di competenze che tu hai, no? Sì, molti servizi. Molti servizi, Deborah. Io sarei piuttosto curiosa perché, allora, ho letto tra le varie competenze che tu hai, oltre a quella ormai assodata di fare ingelosire mariti fidanzati, vieni sempre comodo, insomma, come dire, un po' per tutte le stagioni, anche per la prima volta. Cioè, tipo una mamma ti telefona e dice, Roy, guarda, avrei bisogno un attimo, la bambina qui che mi sfarfalla. No, momento, non diamo questo messaggio perché non è così. Le prime volte normalmente sono donne che hanno superato almeno il 27 anni di età o 30, sono donne che anche a 40 anni purtroppo cioè magari hanno subito delle violenze da piccole, magari hanno avuto dei genitori arcaici, quindi si trovano a 35 a 40 anni ancora vergini, ma nessuno lo sa perché sono donne che girano tra noi e nessuno se ne accorge perché sono vestite... Esatto, quindi, e molto spesso queste donne seguite da dei... tua Deborah in questa circostanza stava parlando in modo anche seguite da degli psicologi quando sono pronte, io normalmente qualche volta mi chiamano anche loro, guarda una cliente, sì, perché quando capiscono che questa cliente è pronta per il grande passo, finalmente è compito mio. Lo fanno con un professionista. Sì, perché poi è un lavoro molto delicato, un lavoro molto psicologico, perché una donna che non ha mai fatto sesso ha dei meccanismi che magari adesso voi non potete capire perché non vi ricordate più. Perché io sono... cioè, perché non posso capire? Sono cose un po' dimenticate, un po' del passato, credo. Poi io sto guardando le tue mutandine. Non è vero! Non è vero, siamo in fascia protetta, perché infatti nel sito tu ti definisci un osservatore dell'animo umano e in particolare delle sfaccettature femminili, sto citando. Pensando delle scosciature, però che va mi bene. affascinano, no, vedi, perché sono spesso chiuse in uno scrigno.
Sì. Quindi vai avanti, dice non sono semplicemente un accompagnatore, sono prima di tutto un uomo che ama le donne e trova in ognuno di loro quella peculiarità che mi seduce. Esatto. Beh, io sono un uomo di fantasia, insomma, anche se una donna può essere apparentemente brutta o semibrutta, ha sempre un lato in sé, magari coperto, nascosto, che sia... Il lato B è il mio preferito. Però ogni donna ha una movenza, un modo di guardare, un modo di muoversi e anche, non è detto che sia brutta in tutti gli aspetti. Quindi io cerco di cogliere quell'aspetto lì e farlo mio, e è quello che poi mi ecciterà. Senti, ma chi sono i tuoi clienti? Ma sono donne prevalentemente dai 30 ai 45, poi c'è chiaramente qualche eccesso e qualche difetto. In linea massima, Qualche eccesso nel senso qualcuna capito male. 50-60 Ok. anni, qualcun'altra 25. Certo, E quindi, La tua età. certo. ecco, e quindi lo fanno più che altro per curiosità o perché sono un po' abbandonate dai propri compagni o per sentirsi vive almeno una volta o perché vogliono provare questa esperienza o per regalarsi una serata particolare. E quanto costa una serata con Roy? Ma io non scendo sotto alle 500 euro più le spese viaggio, a volte costa 1000, a volte 500, 700, dipende anche da dove devo trasferirmi. Perché Quindi, infatti tu viaggi molto e qua vorrei fare vedere proprio la testimonianza video di Roy in trasferta. Sì. Roy in trasferta. In trasferta a Parigi. il tour. In tour. Quali capitali European europee? Tour! Eccolo, vedi Deborah che parte. Si sta imbarcando. Dove stavi andando qui appunto a Parigi a trovare chi? Qui è una coppia di... Come una coppia? Sì, io lavoro spesso con le coppie, qui una coppia belga, tra l'altro lui ricchissimo, aveva questa moglie russa strafica, non so se si può dire, Sì, Si sì. è detto. stravulva, È stato detto. e, e quindi niente, lui ha approfittato di questa cosa per chiamare una escort per lui da New York, quindi ci siamo incontrati in 4. Vi Però avete fatto Fitto. un ramino. no, abbiamo fatto, è successa una cosa un po' strana in questo episodio qui, perché la moglie si è ingelosita dell'altra escort, quindi hanno subito litigato marito e moglie e si sono appartati da soli, quindi io sono rimasto con questa escort di New York e abbiamo finito l'opera io e lei. Sono stato pagato per andare con una collega. Ah, beh. D'altronde È uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. Sì. pareva Pensa. brutto lasciare le cose a metà, infatti. Ma cioè, quindi tu lavori non solo con le donne, con le ragazze, ma anche con le coppie. anche coppie, sì. E in quel caso lì suppongo che non è che sia tanto la questione di fare ingelosire il marito quanto... No, magari- lì sono dei giochi erotici, oppure molto spesso ci sono degli uomini che amano guardare la propria donna che fa sesso con un altro. Il mio mi tira una legnata che non mi riprendo mai più, però va bene. Ma infatti lui dice di se stesso, mi nutro di questa luce nuova che emanano le donne dopo essersi liberate di segreti inconfessabili che nemmeno un prete potrebbe ascoltare, ma un gigolò sì. Ma come ti vengono queste? Beh, io scrivo poesie, ho scritto anche un libro, quindi ogni tanto ho questa vena poetica. Venendo qua, tra l'altro, ne ho scritta un'altra che ci vuoi preso, dedicare? no, ho preso una bozza Ah. sul cellulare, però adesso sicuramente diventerà un video. Allora ho queste idee, sono anche un videomaker, mi piace... faccio marketing del mio lavoro, io cerco di dare un'impronta diversa e pulita, insomma molto più poetica rispetto ai film di Richard Gere, oppure che sono film inventati di sana pianta, perché ci sono delle cose false in quei film qui, però ormai lo stereotipo è quello e molta gente non è educata su questo aspetto. Senti, ma com'è la giornata di un gigolò? Perché insomma, adesso voglio dire, quanti anni hai? Io ne ho 40. Portati da Dio, ma insomma, per portarli da Dio questi 40 anni più o meno come me, del resto, cioè uno deve dedicarsi al suo Beh, la corpo. differenza di un uomo rispetto a una donna escort è che l'uomo invecchiando acquista quel fascino che alle donne piace, quindi io vedo che ogni anno che passa guadagno di più e non mi spiego il perché io fino a... E invece le donne no, le donne magari già quando superano i 30 come escort stanno un po' sfiorendo. Però Boia, non posso arrotondare, vabbè. questo dipende dalla clientela, perché il cliente uomo è chiaro che ha
dei processi mentali più sbrigativi, insomma un uomo si eccita vedendo un culo e due tette, diciamo la verità. Una donna no, una donna ha bisogno di un input, ha bisogno di essere penetrata cerebralmente, come ti dicevo prima. Che belle parole. A proposito, a proposito di queste appunto diversificazione, di stimoli che può dare Roy Gigolò, io volevo leggere il menu, perché c'è un menu sul sito di Roy, dove vengono offerte tutte le sue varie. Allora, sexual trainer, intendevi quello che raccontavi prima. Ok. Prima esperienza, l'abbiamo detto, perdere la virginità, mi sembrano un po' tutte la stessa no, perché il sexual trainer è un allenamento sessuale, molte donne si sentono insicure, anche se fanno molto sesso, ma lo fanno con una persona sola, è chiaro che non capiscono se è il vero sesso quello, allora vogliono mettersi alla prova e capire se un'altra persona riesce a cogliere i propri difetti, no? Perché non tutte le donne, anche se una donna fa sesso, però ti faccio un esempio, in certe posizioni non è detto che si mettano bene, o certe cose non è detto che le facciano bene, quindi io do loro questo consiglio come fare meglio. Ok, non vorrei andare più esplicita di così perché alle 7 di sera. Poi abbiamo Women's Life Coach, perché tu mi dicevi che tu sei anche, tu vedi il tuo mestiere anche un po' come un... Certo. In questo caso ci sono quelle donne che normalmente non capiscono perché certi uomini se ne vanno, nonostante loro fossero belle, insomma, sono belle donne, però non capiscono il motivo perché un uomo, dopo che l'ha frequentato una volta, due, scappa e non si fa più sentire. Tesoro, fatti una domanda, datti una risposta, devi essere pesante come una borsa. Ma non sempre, in questo caso abbiamo a che fare con donne manager, donne molto intelligenti, donne che assomigliano molto più a uomini che donne. Quindi questa perdita della femminilità fa scarpare l'uomo di turno. Ah, ok. Ma e tu molto spesso una donna intelligente che sa di esserlo sfrutta questa potenzialità, invece va sfruttata nel lavoro ma non nell'amore. Ah, quindi devo anche farlo a camarina? Devi essere un po' gallina con un po' gallina, un po', per fortuna siamo arrivati al 2013 per sentirci dire questo, ma senti Roy, e poi quindi ho detto questo, prove di fedeltà, in cosa consistono? Prove di fedeltà in questo caso mi chiamano gli uomini, i mariti o i compagni e mi dicono di mettere la prova compagna per vedere se cade in tentazione. E qui c'è da ridere perché al 50% dei casi, se organizzati bene, la donna cede. Adesso ultimamente sono stato a Palma di Mallorca dove una donna era lì per fare dei documenti, io ingaggiato da un detective privato, pagato dal marito credo, e ho cercato di conquistare questa donna e ci sono riuscito portandomela a letto e filmando un po', dando delle prove, no? Non filmando tutto. Questo è forse illegale? O... Sì, è illegale a livello di prove, però per il marito non è... No, ma io il marito, cioè se io sono la moglie di quello lì, però poi, vabbè, ti ho fatto le corna, ma te le meritavi! No, qui abbiamo a che fare di un uomo sessantenne che si stava mettendo con una trentenne cubana. Vabbè, allora te la cerchi. Che poi, sinceramente, in quel caso io penso di essere stato pagato dalla ex moglie più che dal marito. Perché io sono stato ingaggiato da un detective, quindi non so chi ha ingaggiato lui. Ah, c'è del giallo quindi anche nelle tue storie. Sicuramente. Tecniche di ingelosimento, cioè per dire se Deborah vuole fare ingelosire il fidanzato che un po' si è seduto, un po', cosa fa? Si fa vedere con te? Sì, andiamo a cena, magari in un ristorante dove loro vanno spesso, dove ci vedranno gli amici. A Roncalcecci oppure c'è un fitto così. Andiamo a fare una passeggiata da qualche parte dove lui in qualche modo ci vedrà. Conoscendomi mi dà una legnata che non mi riprendo mai più. Tecniche di ingelosimento costano sempre 500 euro anche quelle? Ma anche qui dipende dal caso, sì, normalmente sì, diciamo la linea base è quella. Poi ho chiesto anche 4.000 euro, ho chiesto 2.000 euro. Chi era quella dei 4.000 euro? Era un roito. A Parigi, ad esempio, ho chiesto 4.000 euro. Poi abbiamo le insoddisfazioni sessuali femminili, ce le raccontavi prima, non vorrei entrare più nel dettaglio, sempre per la questione delle 19 in cui andiamo in onda. Donne sull'orlo di una crisi di nervi. Allora, questo molto spesso certe donne... Cos'è? Dove vai Gianina? La Gianina che è rimasta evidentemente colta da folgorata. Si è annoiata Gianina perché sa, lei già Ma Gianina, Roy ha anche un canetto per te? Sì, certo. Roietto. Ecco, va bene, abbiamo trovato il nuovo anche alla Gianina. Roietto senza la T, senza la T, allora, donne sull'orlo di una crisi di nervi, dicevi, erano? Ma sono donne che si fanno un po' circuire da facili uomini mantenuti, perché c'è adesso il pericolo anche sui social network, ci sono degli ometti o dei ragazzi che cercano di fare innamorare certe signore abbastanza vulnerabili
per chiedere il conto poi alla fine. Invece tu lo dici, il conto lo chiedi all'inizio, Io questo sono sei chiaro, diverso. io lo chiedo all'inizio, non ti porto in giro. Invece ci sono dei ragazzotti che, soprattutto su Facebook, che ultimamente stanno lavorando in quel senso. Barbara, posso aprire una parentesi? Sì. Ma tu sei fidanzato? No. Lo sei mai stato? Sì, lo sono stato per 3-4 anni all'età di 20 anni. Sì. Ah, poi hai iniziato con la professione e non sei più... No, io poi non ho vita privata, purtroppo non ho tempo. Ma non ti manca? No, perché io con le mie donne ho tutto, ho l'amore, ho il sesso, ho il denaro. L'amore? Ho anche l'amore, molte donne mi amano. Ma tu non ami loro però perché Ma a magari volte succede perché amare non vuol dire amare per 3-4 anni, io posso amare anche in un'ora. 30 minuti può bastare. Ma sì, perché poi loro sentono questo trasporto, a volte mi capita di trovare delle donne veramente belle, delle ragazze che a me ispirano, in quel momento loro sentono questo mio trasporto e io in quel momento le amo perché ne ho bisogno. 30 minuti o l'oretta però amava. Però Molto. Ma a me capita anche di meno delle volte, comunque va bene. Vabbè, senti, e poi ROI trasformista. ROI trasformista cosa vuol dire? Ma qui mi adatto a qualsiasi situazione, ad esempio sono andato, ho fatto l'avvocato per una ragazza oppure ho fatto il dottore una volta che doveva diagnosticare un male grave a questa donna perché voleva conquistare il fidanzato, quindi io mi sono presentato al fidanzato come dottore e ho detto questa falsità. Ma quindi tu devi avere anche una ruoli. certa cultura generale. Beh, in questo caso lei è una dottoressa, quindi mi ha dato un'infarinatura, perché io prima mi preparo la parte. Senti, io a proposito di ROI trasformista, Deborah, ti voglio fare vedere che mi sono scaricata accuratamente dal sito di ROI le sue foto. Oh, pronti? Sì, le sue foto perché ci permettono di vedere tutti, diciamo, ecco, per dire qui, beh, un classico, diciamo già pronto. Un must, come la grisaglia non passa mai di moda. Questa perché sei anche t'ho spiritoso, voleva dire forse così. Eccoci qua. La Ambiente spalla di c'è. lusso, Sì, sì. mai visto in vita mia. Qua cosa voleva? Siamo Qui ero al teatro comunque. Vedi. Era un po' Lapoli. Però poi cominciamo a far vedere, diciamo, perché uno vorrebbe spendere 500 euro su Giustifichiamo questi investimenti, ragazzi. Esatto. Qui col libro però, perché Che è 50 sfumature di qualcosa, mi sa. No, è è quello che ha libro. scritto lui. E non vedo niente, Un'immagine ragazzi, è allo una specchio. tragedia. Un'immagine allo specchio, quindi... Ecco, un po' come David Beckham, va bene così. Ragazzi, passiamo oltre perché ho una famiglia, devo tornare a casa, io porca miseria. Intenso, sì. primo piano intenso. Intenso. E questo Eccoci qua, The Candyman. Il vero Candyman non è il pusher, ma è questa Roy. foto è stata scattata 2 fotografe donne. Io mi ricordo, eravamo in uno studio che faceva 0 gradi. Io ero in era freddissimo, avevo un pisellino così, scusate. Ah beh, vabbè. D'altronde di quello si trattava probabilmente. Ma ecco, a proposito, quando ti arriva la cofana, dai pur con della fantasia, ma cioè, anche perché se ti viene richiesta una prestazione di un certo tipo, che non è fare l'autista piuttosto che accompagnare una manager a un briefing, cioè, ragazzi, comunque per voi è una questione di idraulica, No, non è così. Innanzitutto la donna che chiama solo per il sesso è rarissima, la donna vuole tutto. Poi il sesso deve essere fatto ma in 2, quindi non ti danno delle spiegazioni, non è detto che una donna ti chiama e dice io voglio fare sesso, no, perché non è detto che poi tu le piaci. Quindi lei prima vuole conoscerti, poi da lì stabilirà se andare oltre o no, però poi appunto in questo spazio sarò io a decidere se andare oltre o no. Dipende da lei, se mi quindi piace te o la meno. tiri anche. Ho capito, va bene. Non ho capito, scusami, se lei vuole tu no? Allora, una donna che Restituisci- esce con me, le donne non sono così sicure di andare a letto, perché io potrei magari Certo. essere carino in foto, però di persona potrei essere uno Sgradevole, certo. Quindi lei si prepara, dice io ok, andiamo a cena, ci conosciamo, in quelle 2 ore poi devo essere io bravo a far capire se è il caso di andare oltre o no. Se è una che non mi piace cercherò di rimandare la cosa, altrimenti approfitto e vado avanti. No, io sono pagato comunque, anche se faccio cilecca comunque. Anche Sì? se Ti è faccio mai cilecca. capitato? Sì, mi è capitato. Veramente? Con una greca più di una volta, sì. Più e di anche una con volta? il Viagra, mi ricordo, no? Presi il Viagra grazie a lei la prima volta, scusate, non so che non si dice queste cose, non si dicono, però feci la prova con lei e mi accorsi che effettivamente proprio la povera chimica greca- non funziona se non c'è la libido.
Anche Ma cosa aveva questa povera greca? nulla, perché io poi analizzandola ho visto che sono andato peggio, insomma, ho avuto, eppure lei c'era Analizzandola ho avuto sì, peggio. mi sono analizzato Mi piace lei. come è scientifico Roy nella materia. Sì, perché non capivo, anch'io non mi davo una spiegazione. Comunque lei continuava a chiamarmi, mi ricordo. Vabbè, ma diventa una questione di principio, la capisco, poverina, Esatto. avrà dilapidato degli Voleva cercare stipendi. di Poi alla capire, fine sì. le chiesi, ma scusa, Maria, vabbè, scusa, ho fatto il nome, ma tanto è greca. Vabbè, tra non ci Maria, Greca, poi in ogni caso sì. Maria ce n'è di quelle Dice, Maria, ma poche. come mai ancora mi chiami? Vedi che ho difficoltà con te. Lei mi disse, perché sei simpatico e poi sei molto bravo nei preliminari. E per forza io facevo solo quelli, perché il resto non... Sì, no, infatti. Boh, pensa un po'. Senti, dunque... Quanto guadagni in un anno? Perché vedo qua che l'Agenzia Esatto. delle Entrate ti ha chiesto 70.000 euro di tasse arretrate. Beh sì, adesso c'ho un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate. Beh, guadagno come un manager, insomma, diciamo 7-8 mila euro al mese. E come sta andando quel contenzioso lì? È in attesa, il mio avvocato adesso ha preso tempo, sta lavorando perché effettivamente anche l'Agenzia delle Entrate si è bloccata perché non abbiamo tutti i torti nel dire che il nostro lavoro non è riconosciuto, quindi se non è riconosciuto dallo Stato come fai a chiedere le tasse? Poi chiedendo le tasse, siccome la legge Merlin è stata abrogata tempo fa, vuol dire essere mio socio. Se tu prendi una percentuale dei miei soldi diventi È mio socio. istigazione, ok. E quindi è istigazione, no, istigazione, è sfruttamento, Sfruttamento alla prostituzione. Ok, quindi Roy vorrebbe pagare le tasse, ma non gliele fanno pagare Facciamogliele pagare a No, Roy. io vorrei pagarle le tasse, purtroppo. Però vorrebbe giustamente avere riconosciuti i suoi diritti. Certo. Quindi se pago le tasse, compio il mio dovere, ma Esatto. avrò in cambio qualche diritto. Devo avere la sanità, la pensione e tutto il resto, no? Essere Ecco, trattato come appunto, feccia. perché poi a una certa, adesso lascia pur che la natura ti abbia dato una mano, poi immagino che tu vada in palestra, faccia massaggi, ti dia le creme, tutte quelle cose lì. Sì, più o meno, Ma in sì, linea di massima. all'incircamente, però poi a una certa, caro il mio biondino, Certo. avvizzisci. E dopo lì come fai senza la pensione? Ma, sarà un casino, però appunto io cerco di accumulare, io sono una formichina, nel senso che È accumulo parecchio metodico, adesso. Roy è quindi metodico. poi vedremo, anche perché poi la soluzione si troverà, no? Perché anche tu sei sicura di cosa farai da grande, no? No, anche perché io sono una minorenne, Appunto, quindi come che dire... sarà di noi non lo saprà nessuno, No. anche se apri una pizzeria, non sai come andrà a finire, te ne apre una vicino e tu fallisci. Ecco, Senti, ma scusa, No, vai, mi era Barbara. mi chiedevo questo, proprio anche in virtù di questa tua vicenda con l'Agenzia delle Entrate, voler pagare le tasse, eccetera, sei stato chiaramente molto, molto al centro dell'attenzione, molto noto, quindi oramai sei una faccia conosciuta. Sì. Forse nella tua professione questo non è un bene. Allora, al 50% sì, hai ragione, però bisogna vederla da due aspetti. C'è anche la donna che vede in te un professionista, uno che lo fa finalmente da vero professionista. Allora dai fiducia a questa donna e ti chiama per questa ragione. E altre magari non ti chiamano, però più o meno il lavoro io con la popolarità non è calato, anzi è aumentato. Però tutte quelle mansioni... Fermi tutti. Sì. Direi che adesso è il caso di iniziare con l'aperitivo, fatevi lo sprizzino e rimanete con noi, tra pochissimo torniamo con Roy.